Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus del 6 luglio. Partiamo subito con il Mattino di Padova. Dalla prima pagina vedete l'eredità a Berlusconi, ora guida Pier Silvio, ma questa è una notizia di carattere nazionale che troveremo anche in altri giornali. Bus Italia, mancano autisti, assunti richiedenti asilo. L'azienda risolve il grave problema di carenza d'organico e offre un'opportunità ai migranti ingaggiati, 6 profughi. I sindacati dicono una rivoluzione epocale, ma di questo parleremo anche noi nei nostri approfondimenti. Appalti sospetti, perquisiti gli uffici di ETRA, 2 indagati, e vedete anche poi le notizie di cronaca. Morto a 22 anni, la procura cerca eventuali responsabili, maxi controllo tra gli ambulanti, scattano le multe e le licenze sospese, ne abbiamo parlato anche noi. E nella fotonotizia, maratona europea con 3 trapianti, così ho salvato mio marito, è una bella storia da andare a vedere proprio all'interno del giornale. Poi ci sono notizie che troveremo anche altrove, andremo a vederle dopo. Andiamo a dare un'occhiata invece alla prima pagina del Gazzettino. Più tempo per pagare i mutui, Giorgetti alleviare il carico per le famiglie, Intesa e Unicredit. Siamo pronti, ma Pattuelli si può fare solo con chi paga regolarmente. Sì, Visco, cautela su nuovi rialzi, un po' sorrido un pochino, ma Mose, paratie meglio del previsto, test per i costi di manutenzione. Anche questa è una notizia che è un po' spalmata un po' dappertutto, ma questa sulla fotonotizia del Gazzettino, l'allarme: tra pochi anni in Friuli non si scierà più. Anche noi abbiamo parlato ultimamente di queste cose nei nostri approfondimenti. Questo potrebbe essere un tema anche per oggi. Serie A senza respiro, primo derby alla 4ª giornata. Subito si parla di calcio, è appena finito un campionato, già si vuole incominciare con un altro. Andiamo a vedere anche il Corriere del Veneto, sotto il salario minimo in 450.000. Se la proposta dei 9 euro all'ora fosse approvata in Veneto riguarderebbe un dipendente su 4. Poi tante sono altre le notizie. Bidella multata perché fa anche un altro lavoro, dice non riuscivo a vivere, ma penso che non sia un caso solo. E il trenino capovolto, l'autista indagato e messo a riposo. Poi in altri giornali si leggerà che faceva l'inchino. Vielmo sul Nanga Parbat, manca solo l'ultimo 8.000. Questa che è l'alpinista vicentino che è nella fotonotizia, e anche qui vedete che parte la manutenzione del Mose. Andiamo a vedere su Padova le ultime, perché poi quando si va nella home page molte sono notizie venete. Piazza delle Erbe, vedete ambulanti al setaccio, lo rubano 3.600 euro usando carta presa portafogli, vengono denunciati. Arriva l'estate, guida ai rimedi contro il caldo, e il tram posa delle prime fondazioni. Poi altre notizie: la pallanuoto, arrivano alle Final 8 nazionali le under 18, controlli intensificati ma serve collaborazione, lo chiedono i carabinieri. Insomma, ci sono parecchie notizie che poi potete trovare eventualmente anche nella home page di Padova, ma vedete poi le troveremo anche nelle altre edizioni. È tutto.